Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura è stato denunciato per sostituzione di persona un 55enne del Veneto che, convinto di essere gravemente malato, avrebbe scogitato un piano per ripetere continuamente esami e visite mediche gratuite, facendosi ricoverare in diversi ospedali italiani e fornendo false generalità per non farsi riconoscere. Il paziente è stato beccato nel catanese dopo aver tentato lo stesso gioco tra gli ospedali Cannizzaro di Catania e Gravina di Caltagirone. Il finto malato è stato riconosciuto dal personale sanitario che lavorava in entrambi i nosocomi. Oltre 3.500 metri di rete sequestrata alla Guardia Costiera di Palermo, che stava per essere caricata al porticciolo di Sferacavallo da un furgone su un peschereccio iscritto nei registri di Porticello. Le dimensioni della maglia erano inferiori a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria. Scatta quindi una sanzione di 2.000 euro per il comandante del motopesca e sospesa la licenza di pesca dell'unità per un periodo di 3 mesi. Altri 2 esercizi commerciali del centro di Messina presi di mira dai ladri. Sono finiti così in manette uno spaccavetrine 29enne e un topo di negozio 20enne accusati di furto aggravato. Uno dei 2 è stato incastrato dall'impronta delle scarpe lasciata sulla vetrina danneggiata. Una coppia di 87 e 85 anni che abita al 3° piano di un condominio nel centro di Siracusa si è rivolta ai carabinieri perché l'ascensore è spesso guasto. L'anziana ha trovato conforto e vicinanza dal sottufficiale che gli ha promesso che avrebbe contattato in prima persona l'amministratore per riparare in tempi brevi l'ascensore. Chiudiamo col meteo. Domani inversione di rotta, piogge a tappeto su tutta la regione e temperature massime in deciso calo, non superiori a 24 gradi. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Buona serata.